Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Commozione in via D'Amelio a Palermo a 31 anni dalla strage Borsellino. Mattarella, l'Italia si inchina, la Premier Meloni, le istituzioni al fianco di chi combatte la mafia. Dalle stragi il mio impegno politico, presente anche Eli Schlein, giustizia sociale per battere Cosa Nostra, toni polemici dal corteo antagonista. Chiuso l'aeroporto di Catania per altri 5 giorni, almeno fino a lunedì. Dopo l'incendio domina il caos con i passeggeri ancora senza informazioni precise. Ma adesso è anche scontro tra aeroporti. Da venerdì Palermo non permetterà più gli atterraggi previsti a Catania. Il presidente Schifani contesta la decisione. Confermato l'ergastolo per Messina Denaro, è tra i mandanti delle stragi di Cosa Nostra del 92. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta a 31 anni esatti dalla strage di via D'Amelio. L'arcivescovo di Catania Renna, TG Sicilia, quella della mafia è una religiosità capovolta, la divinità nelle cosche diventa solo il boss. Mai così caldo in Sicilia come in tutta Europa, Catania, Messina e Palermo tra le 23 città da bollino rosso per l'offensiva di Caronte. Punta massima a Licata dove il termometro ha raggiunto i 46,3 gradi. La droga viaggiava nel doppio fondo di un'auto, 17 arresti a Trapani. Buonasera dal TG Sicilia, apriamo subito con le manifestazioni in ricordo della strage di via D'Amelio. Alle 16:58 l'ora esatta dell'esplosione che uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta 31 anni fa. Il doloroso e commovente minuto di silenzio. Manlio Viola. Tutti fermi, quasi sugli attenti, con le agende rosse alzate a simboleggiare la richiesta di verità e giustizia e sullo sfondo il silenzio fuori ordinanza suonato dalla tromba a rimbombare fra le pareti di quegli stessi stabili che hanno sentito ben altri suoni 31 anni fa. L'esplosione dell'autobomba che uccise Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. Tutti nomi da ricordare con la chiamata, uno per uno, da Salvatore Borsellino e da Antonio Vullo, l'autista scampato a quella strage. Vincenzo Fabio Limuli. Walter Eddi Cosina. Paolo Borsellino. Ma non basta. In alto i telefoni accesi, in alto anche le agende rosse aperte oppure infiocchettate con un nastro tricolore, sempre a ricordare chi ha sacrificato la vita per restare dalla parte dello Stato e per continuare a chiedere che la giustizia trionfi e venga fatta luce su quella pagina buia della storia d'Italia. Con i due cortei, quello ufficiale e quello degli antagonisti, giunti entrambi in via D'Amelio, all'urlo fuori la mafia dallo Stato, il secondo, si sono abbracciati per una volta in un'unica richiesta di verità, in un unico momento di ricordo. Un silenzio che risuona ancora fra i palazzi di via D'Amelio, fra le costruzioni di quella società che civile non potrà dirsi finché non avrà sconfitto il cancro mafioso. Intanto si è appreso che teppisti sconosciuti hanno divelto la targa che ricorda Giovanni Falcone in piazza Magione a Palermo. Torneremo tra poco a Palermo per il racconto dell'intera giornata delle celebrazioni in ricordo della strage di via D'Amelio, ma adesso andiamo a Catania, a 3 giorni dall'incendio dell'aeroporto di Fontanarossa, chiuso per altri 5 giorni almeno, il caos regna sovrano. Poche le partenze e tanti disagi dei passeggeri con voli dirottati negli altri aeroporti siciliani. Intanto disposto il sequestro del Terminal A. Orazio Longo. Una decina i voli partiti oggi dallo scalo catanese, altrettanti gli arrivi. Il primo è stato un volo proveniente da Bologna. Questi sono invece i passeggeri del volo per Malta che intorno alle 10 si sono imbarcati dal Terminal C, finalmente entrato in funzione dopo che domenica scorsa era stato chiuso il Terminal A causa di un incendio propagatosi da un condizionatore andato in cortocircuito al pian terreno del lato est. Voli che nei prossimi giorni potrebbero diventare 4 o anche 7 all'ora. ENAC e SAC fanno sapere che sono al lavoro per migliorare l'operatività dello scalo. L'idea è quella di realizzare, in coordinamento con la protezione civile, una tensostruttura
riapertura che permetterà di aumentare la capienza del terminal, ma certo non può essere questa la soluzione decisiva, considerando che a Fontanarossa in questo periodo estivo transitano 46.000 passeggeri al giorno. Servirebbe invece il ritorno alla funzionalità del Terminal A, che doveva essere riaperto oggi, ma che invece è rimasto chiuso e lo sarà per altri 5 giorni fino a lunedì 24 luglio. La Procura ha disposto il sequestro dell'area interessata dal rogo, in particolare della zona dei noleggi, un'uscita laterale per i pullman e un punto taxi e parte di un bar. Restano libere le zone arrivi e le scale mobili che collegano il piano con l'area partenze. Un provvedimento quindi che non impedirebbe nel caso la riapertura dell'intero terminal. L'area però dovrà essere prima bonificata e messa in sicurezza. L'inchiesta, per adesso contro ignoti per incendio colposo, oltre alle cause del rogo, dovrà valutare anche se ci sono state violazioni delle norme sulla sicurezza. Le dolenti note riguardano però sempre i passeggeri, quelli rimasti a terra che hanno visto i loro voli cancellati o spostati su aeroporti lontani come Trapani, Palermo e Comiso, troppe volte lasciati al loro destino con le compagnie irrintracciabili e abili in comunicazioni tardive e spesso contrastanti. Un disastro che ha creato, secondo Italia Rimborso, disservizi a 500.000 persone. E adesso anche la decisione della GESAP di Palermo, che annuncia che da venerdì non accoglierà ulteriori voli destinati a Catania. E come se non bastassero i tanti disagi a seguito all'incendio a Fontanarossa, dall'aeroporto di Palermo arriva lo stop. Scontro tra aeroporti. Rossa dica. Dicevamo, dall'aeroporto di Palermo arriva lo stop a partire da venerdì di tutti i voli dirottati da Catania. Il presidente della regione Schifani critica la decisione della GESAP. Marco Gulà, il servizio. Scontro tra aeroporti. Dopo l'incendio al Fontanarossa di Catania e il conseguente dirottamento dei voli anche all'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino, la GESAP, società che gestisce Punta Raisi, annuncia lo stop alle tratte extra da venerdì. Una decisione che manda su tutte le furie il presidente della regione Renato Schifani e sulla quale interviene anche l'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, rivendicando il proprio ruolo di autorità nel determinare la capacità degli aeroporti siciliani a supporto dell'operatività di Catania. Il Terminal A di Fontanarossa rimarrà chiuso per altri 5 giorni, ma la GESAP manifesta l'intenzione di non volersi più sobbarcare gli sforzi in più. Accetteremo 20 voli ex Catania per domani, ovvero giovedì, e nessuno da venerdì a domenica, ha fatto sapere il direttore generale di GESAP Natale Chieppa. L'infrastruttura sta reggendo, dice Chieppa, ma per un aeroporto come Palermo, che ha già di suo una crescita del 15% di traffico, il rischio è compromettere la qualità dei servizi. Queste immagini sono state girate proprio oggi pomeriggio. Moltissimi viaggiatori sono in attesa anche per dei voli in ritardo. Il governatore Renato Schifani però non ci sta e dice: non posso che stigmatizzare l'atteggiamento della direzione generale dell'aeroporto di Palermo, che senza un doveroso confronto con gli organi di controllo ha dichiarato di non accettare più voli destinati originariamente allo scalo di Catania, ingenerando così uno stato di allarmismo e tensione sociale, in quanto hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell'accoglienza, un luogo ideale per le vacanze. Voglio richiamare tutti al senso di responsabilità comune, ha concluso Schifani. E ancora una giornata di grandi disagi anche per chi si è visto dirottato per la partenza all'aeroporto di Comiso. Lunghe attese davanti ai monitor spenti e tanta incertezza tra i passeggeri. Vediamo. Proseguono i disagi per i passeggeri dirottati da Catania all'aeroporto di Comiso. Attese interminabili e mancanza di informazioni le principali criticità di chi oggi deve partire. Noi avevamo l'aereo per Catania, l'aereo per Milano Malpensa doveva partire oggi, il check-in l'abbiamo fatto per Catania, tuttora il check-in c'è scritto Catania. Ieri sera è arrivata una lettera da EasyJet che ci diceva di recarci a Comiso. Altre indicazioni non ci sono, anche perché non si può rischiare di andare prima a Catania, poi non trovare una navetta o qualcosa e poi arrivare qui. Quindi si viene qui e si aspetta. Un'attesa snervante, carica di ansia, perché siamo qua da stamattina alle 6 e ancora non riusciamo a fare il check-in. Disorganizzazione totale e il problema è il rientro, perché non sapremo, siamo venuti qui con la macchina, abbiamo dovuto lasciare qui e poi non sappiamo se al rientro rientreremo via Catania o via Comiso. Oltre 50 i voli in transito ieri dallo scalo Ibleo, numeri destinati a salire nella giornata di oggi. Stiamo rientrando a Venezia e il nostro volo doveva partire oggi da Catania alle ore 11 e invece è stato dirottato qui a Comiso, però è in ritardo di 2 ore e mezza.
quindi sono 4 ore che siamo qui, i check-in non sono ancora aperti, la folla è quella che voi vedete, posti a sedere niente, disagio. Vedo che il caos è questo aeroporto di Comiso e ora aspetto il bus per Agrigento e mi fa perdere 2 ore almeno, ma è così. Gravi disagi raccolti anche dal Codacons, che ha chiesto una verifica urgente da parte di ENAC. E adesso torniamo a parlare di mafia e delle stragi del 93. Nella giornata delle commemorazioni in via D'Amelio è anche giunta un'importante sentenza dal Tribunale di Caltanissetta. Sentiamo Eva Spampinato. Confermano adesso la sentenza impugnata. È una sentenza che arriva in un giorno altamente simbolico per l'intero paese. A Caltanissetta è stato confermato l'ergastolo per Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. La Corte d'Assise d'Appello della città nissena ha confermato il verdetto del primo grado. Il padrino, difeso dall'avvocato d'ufficio Adriana Vella, ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenuto per ascoltare il dispositivo. Soddisfatto l'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino, nonostante i depistaggi e gli errori passati, questa sentenza ci riconcilia con lo Stato. Il boss, arrestato il 16 gennaio scorso dal ROS dopo 30 anni di latitanza, continua a custodire in carcere i segreti della drammatica stagione delle stragi che insanguinò l'Italia nel 1992. Il collegio, presieduto dal giudice Maria Carmela Giannazzo, ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali Antonio Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono. E le istituzioni repubblicane si inchinano di fronte al sacrificio di Paolo Borsellino e degli uomini dello Stato. È stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire una giornata intensa nella memoria della strage di via D'Amelio 31 anni dopo. Una giornata ricca di eventi ma anche di polemiche. Maglio Viola. La giornata del ricordo della strage di via D'Amelio, che come ogni anno si conclude con la fiaccolata serale, è cominciata di buon'ora, ma ad anticipare qualsiasi evento o manifestazione ci ha pensato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parole forti le sue. Le istituzioni repubblicane si inchinano, ha detto il Capo dello Stato, rivolgendo poi un invito alla lotta non solo alla mafia, ma anche a tutte quelle zone grigie che costituiscono il tessuto di cui Cosa Nostra si nutre e col quale pervade la società civile. Al centro della mattinata la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è arrivata con un volo di Stato alle 8:45, ha deposto una corona di fiori alla lapide che ricorda le vittime della strage alla caserma Lungaro, ha reso omaggio alla tomba prima di Borsellino, poi di Falcone, quindi ha presieduto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica prima di andare via, lasciandosi dietro polemiche che ha definito strumentali. Chi fa polemiche aiuta la mafia, ha detto senza mezzi termini. Dagli uomini delle istituzioni a tutti i livelli un coro unanime: occorre chiarezza su quegli anni bui, hanno detto dal Presidente della Regione Schifani al Sindaco di Palermo La Galla, passando per ministri, sottosegretari e assessori. Colpita dalle parole di Mattarella anche la segretaria nazionale del PD, Ellis Klein, a Palermo per tutta la giornata. Il contrasto alle mafie non passa soltanto dall'innalzare i presidi di legalità, passa anche da un contrasto molto serio che parta dalla prevenzione, dalla cultura, così come parte, non dimentichiamolo mai, dalla lotta per la giustizia sociale. Paolo Borsellino e padre Pino Puglisi uniti dallo stesso destino fin dalla nascita, perché uniti dal fonte battesimale, ha detto Don Corrado Lorefice, l'arcivescovo di Palermo, durante la messa di suffragio. La fonte battesimale è quella della chiesa Santa Maria della Pietà a Palermo. Entrambi sono stati battezzati nella stessa parrocchia della Calza, prima intitolata a San Nicola. Una giornata comunque segnata dalle polemiche, visto che in via D'Amelio, oltre alle manifestazioni ufficiali sotto l'albero della pace, arriva anche il corteo antagonista, partito dall'albero Falcone al grido "No al teatro Passarella della vergogna". La battaglia contro la mafia si può vincere senza che le istituzioni si dividano, lo ha detto commossa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, respingendo ogni critica e insistendo sulla sua convinta partecipazione a questa giornata. Ascoltiamolo. Io ho cominciato a fare politica quando uccisero Paolo Borsellino, a poche settimane dall'omicidio di Giovanni Falcone, e per E l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, presidente della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali e il lavoro al Forum di Berlino, ha definito quella dei mafiosi una religiosità capovolta. Lo ha incontrato al suo rientro a Catania Adelaide Barbagallo. Sentiamo. Lei parla di una mafia e di una religiosità capovolta.
Certo, perché la religiosità rende onore a Dio e non strumentalizza assolutamente nessun segno per i propri fini, meno che mai per fini così egoistici, così antisociali e contro l'umanità. Per questo davvero una religione capovolta, dove il nume, dove la divinità diventa il capomafia, al quale addirittura anche la statua del santo in alcune regioni si deve inchinare, e bisogna vigilare anche nella nostra Catania. Non abbiamo certo inchini di simulacri, ma si possono prestare altri oggetti e altre situazioni nelle quali si renda questo omaggio. Questo va stigmatizzato con forza, perché la fede in Cristo più che mai richiede questa rettitudine d'animo e questa centralità della giustizia e della legalità, espressioni della carità che Cristo è venuto a portare sulla terra. I ragazzini che non vanno a scuola sono manovalanza molto semplice per chi è dedito allo spaccio e alla criminalità. E sono persone alle quali si taglia le ali, perché o finiscono in carcere oppure per il consumo di droghe, che diventa una modalità con la quale vengono retribuiti, brucia il loro cervello, non li mette in condizione di affrontare il futuro in una maniera serena. Tante volte in alcuni centri di recupero, nel carcere stesso, oppure in situazioni tali nei quali alcune famiglie religiose si fanno carico, incontro tanti di questi ragazzi e mi rendo sempre più conto che occorre prevenire, perché poi è molto difficile recuperarli. E cambiamo argomento. Oggi 23 città da bollino rosso, tra cui Catania, Messina e Palermo, con Caronte che non lascia tregua al sud. A Licata ha raggiunti 46,3 gradi, le temperature sono in aumento e i meteorologi prevedono l'arrivo nell'isola di masse d'aria molto calde provenienti dal deserto algerino. Simona Mazzone. La Sicilia sempre più infuocata, Caronte non lascia tregua al meridione con i 46 gradi attesi in queste ore, e se da giovedì l'ondata di caldo si attenuerà al nord, al sud e sulle isole si verificherà un nuovo e graduale aumento, soprattutto nel weekend. Bollino rosso oggi in 23 città, in Sicilia a Catania, Messina e Palermo. Durante i prossimi giorni, fino a metà della prossima settimana, masse d'aria molto calde provenienti dal deserto algerino andranno ad interessare l'isola. È atteso pertanto un nuovo aumento delle temperature, specie agli inizi della prossima settimana, tra lunedì e martedì, quando il termometro potrà portarsi fino a 45-46 gradi nelle zone interne tra Ragusano, Nisseno, Ennese, Agrigentino e Siracusano. La notizia che in questi giorni sta appassionando i curiosi del web riguarda il noto record detenuto dalla Sicilia, che l'8 agosto di 2 anni fa ha fatto registrare nel Siracusano un picco delle temperature di 48,8 gradi e che si prevedeva potesse essere battuto in questi giorni. Le attuali proiezioni modellistiche evidenziano la possibilità che tale record potrebbe essere battuto proprio tra martedì e mercoledì della prossima settimana. E ieri in Sicilia 10 stazioni della rete SIAS a Mazara del Vallo, Piazza Armerina e alcuni centri dell'Agrigentino hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie, iniziata nel 2002. Intanto, per fronteggiare eventuali rischi dovuti all'ondata di calore, il comune di Catania ha attivato il COC di protezione civile per le giornate di oggi e domani con il numero 095 48 40 00 da contattare H24 in caso di emergenza. E vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati in un incendio nella zona di Montelepre lungo la circonvallazione a protezione del bosco. Altri roghi sono divampati nella zona di Cerda, Partinico e nei pressi del lago Poma. Nell'Agrigentino in un rogo sono morte carbonizzate un centinaio di pecore. Le alte temperature di questi giorni e le azioni sconsiderate di qualcuno la causa degli incendi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e sterpaglie.
Vasta operazione antidroga della polizia tra le province di Trapani, Palermo, Napoli e Siena. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno azzerato un'organizzazione criminale che da anni gestiva un'importante piazza di spaccio in alcuni edifici popolari del rione Palma di Trapani. La droga viaggiava anche nascosta nel doppio fondo di un'auto che funzionava con un sistema elettrico azionabile con un magnete. 17 i provvedimenti cautelari. Il gruppo utilizzava vedette, sistemi di videosorveglianza e grate in ferro per evitare l'irruzione delle forze di polizia. Ed è morto a Roma dopo una breve malattia il giornalista Andrea Purgatori. Aveva 70 anni, autore di inchieste e reportage di successo, era apprezzato anche dal pubblico siciliano. Per anni si era dedicato con tenacia a squarciare il muro di gomma che impedisce la scoperta dei colpevoli della strage di Ustica del 1980. Alla famiglia giungano le condoglianze della nostra emittente. E noi ci fermiamo per una breve pausa. TG Sicilia torna tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia e rientriamo con una notizia dell'ultima ora. È successo all'aeroporto di Palermo. Un turista norvegese di 46 anni è morto appunto nell'aeroporto di Palermo davanti alla biglietteria. L'uomo si è sentito male, è caduto battendo la testa ed è morto. Andiamo al calcio. Si muove sul mercato il Catania. Dopo le conferme di Betters e Chiarella, il centrocampista Ladinetti è virtualmente rossazzurro e a breve potrebbe nuovamente diventarlo anche l'ex Mazzotta. Il Palermo oggi gioca invece la seconda amichevole. Marco Gullà. Il nuovo Catania prende forma dopo le ufficialità delle conferme di Betters e Chiarella. Un altro colpo in arrivo per il club rosso-azzurro. Da qualche ora il centrocampista Riccardo Ladinetti ha raggiunto la Sicilia, pronto per il trasferimento in rosso-azzurro, sostenere quindi le visite mediche col Catania e firmare l'accordo sulla base di un contratto che dovrebbe essere triennale. A centrocampo poi c'è anche Michele Rocca, classe 96, ultima esperienza a Novara, 3 reti e 2 assist, e poi Roberto Zammarini, altro classe 1996, svincolato dal Pordenone, mediano e mezzala, nell'ultima stagione praticamente sempre presente, e una carriera che dal Mantova l'ha portato anche a Pisa. 3 innesti di valore per il centrocampo rossazzurro nel momento in cui Lodi ufficializza l'addio. Sembrerebbe ad un passo anche il ritorno di Antonio Mazzotta, che ha lasciato il Bari ed è libero da vincoli. Mazzotta ha già indossato la maglia rossazzurra in Serie B nel 2015 e gradirebbe il ritorno a Catania. Per l'attacco piace Cristian Tommasini, 8 gol in 31 presenze con la maglia del Taranto. È forte l'interesse del Catania, che però deve battere la concorrenza del Crotone. Il Palermo intanto prosegue il ritiro in Trentino. Oggi pomeriggio secondo test stagionale. La squadra di Corini affronterà sul campo di Ronzone la Virtus Verona, formazione di Serie C eliminata negli ultimi playoff dal Pescara. Un avversario nettamente diverso da quello affrontato nella prima amichevole. Sarà già una partita importante per capire come procede il lavoro in ritiro. Tra i rosanero sono diverse le assenze per problemi fisici che in questa fase della stagione condizionano le scelte di formazione. Non sono disponibili infatti entrambi gli esterni bassi, Aurelio e Buttaro, così come Desplanche, Stulec e Di Mariano. Corini quindi potrebbe optare per una difesa a 3. In porta il titolare sarà Pigliacelli, che ribadisce qual è l'obiettivo della società. Il Palermo già come piazza, come città, merita la Serie A. Ovvio è che sta a noi dare il massimo, abbiamo tutte le condizioni per dare e fare il massimo e per lottare assolutamente per andare in Serie A. Mercato accelerata per Collocolo e Frabotta. E per stasera dal nostro TG non ci sono altri aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona serata.